Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea, buonasera. Grazie cara Sveva, amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 973 di oggi, lunedì 7 di aprile 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Avete ascoltato il disco start Wilson Piquet, Land of a Thousand Dances del 1966, una terra di mille balli. Voglio salutare in plancia comando la nostra castellana e capitana Sveva, che ci permette di essere in onda a quest'ora, e in particolare la voglio ringraziare per una cosa. Lei ieri è stata la nostra invitata speciale al Vinitali perché è andata insomma a raccogliere le parole sia del nostro Lorenzo Viviani che di Luca Rigotti, il presidente del comitato settore vitivinicolo di Confcooperative Fedagri Pesca. E allora Sveva, com'è andata? Benissimo, davvero molto molto bello. È un'esperienza che volevo fare da tempo, è stata veramente molto carina. Sicuramente è divertente vedere tutti i padiglioni, vedere tutte le bellezze, no, del territorio in qualche modo, le bellezze enogastronomiche, soprattutto enologiche ovviamente. Quindi molto interessante. Molto bene. Allora andiamo con il tuo primo colloquio con il nostro Lorenzo Viviani, vai pure. Registrazione Vinitali 6, domenica 6, iniziamo bene Antonino. Bene, ciak, come si dice in gergo invece video. Oggi è Vinitali, domenica inaugurazione, qua con me, devo dire la verità, ci è venuto a trovare Sveva, la grande regista di Radio Libertà. Ciao Sveva. Ciao Lorenzo, grazie mille. Allora, qua adesso sei allo stand di Liguria, ma ti sei fatta diciamo un bel giretto
per Vinitaly. Da, diciamo, appassionata di vino, da quanto capisco, Sì. cosa le impressioni? Prima volta che viene Vinitaly intanto? Prima volta, Ok. assolutamente prima volta, molto molto bello. Mhm. Sono stata tentata subito ad andare nel Lazio, la mia regione natale. Poi sono passata per la Sicilia, che è una terra che amo molto, che conosco bene. Poi sono andata in Piemonte, un'altra terra che adoro, e sono arrivata finalmente in Liguria e ho trovato qui Lorenzo. Ma sì, perché io sono qua a Vinitaly come presidente del Parco delle Cinque Terre, un parco che mette all'interno del suo DNA, che ha all'interno del suo DNA per costituzione, perché è un parco antropico, sapete molto bene, lo dico sempre in radio, un parco dove il vino è lo spirito stesso del parco, perché senza agricoltura, senza i nostri vignaioli, senza chi costruisce quotidianamente in muri a secco questo paesaggio secolare che dall'anno 1000 ha, diciamo, contagiato un ambiente meraviglioso che è diventato patrimonio dell'UNESCO, non esisterebbe il Parco Nazionale Cinque Terre. Però non parliamo solo di questo, è detto una cosa bellissima, si passa per i territori, il bello del Vinitaly è che si passa da una regione all'altra, si scoprono gusti, sapori e soprattutto profumi, mi viene da dire col discorso del vino, e quindi un vino che non è così andiamo subito nella bagarre politica a Sveva, una bevanda, diciamo, da discriminare come viene intesa, ma è un racconto. Il vino non va solamente bevuto, ma va vissuto. Ora è bella questa intervista che stiamo facendo, perché la regista viene intervistata, diciamo, a campione, come se fosse stata fermata e ci racconti un po' del Vinitaly. Non è proprio così, si vive il vino, secondo te? Assolutamente sì, si vive, è sicuramente un racconto di una terra ed è quella, sicuramente racconta una storia, quindi attraverso i sapori, i profumi, come hai detto tu, sicuramente va vissuto. Io sono un'appassionata e ho lavorato nel vino a Roma. Ah, sì. Beh, questo è un retroscena, cari ascoltatori, quindi ci racconterai cosa facevi di bello, Sveva? Allora, in realtà ho cominciato con le degustazioni e ho studiato un pochino, ovviamente non in modo così approfondito come avrei voluto. Avrei voluto fare il corso da sommelier, però ancora non sono riuscita, chissà, non sono regista. Ah, dai, anch'io lo devo fare, quindi ci ripromettiamo che 2025, massimo 2026, facciamo il corso all'AIS, va bene? Assolutamente. Perfetto. Diciamo che questa passione viene da mio papà, a cui piace molto molto il vino, e quindi, diciamo, venendo da zone vicino Roma, quindi vicino alla parte di Frascati, c'è molto da sapere, ecco. Bene. Quindi, diciamo, sono appassionata, mi piace molto e mi piace scoprire anche cose nuove, e oggi le sto scoprendo. Grazie a Lorenzo. Grazie al Vinitaly, grazie a questa bella manifestazione. Questa è la prima puntata, vediamo se riusciamo a mandarvi altri vocali. Io mi fermerò ora a Sveva, giustamente il suo giorno di ferie se l'è passato qua con noi, vediamo un po' i prossimi giorni quanto riuscirò a fermarmi, vi porterò anche 2 aggiornamenti, poi naturalmente passeranno magari i ministri, i sottosegretari e vi aggiorneremo per gli ascoltatori di Radio Libertà. Per adesso chiudiamo qua, diciamo, questa prima puntata, insomma, buon Vinitaly e buone degustazioni e buon vino, insomma. Grazie Lorenzo. Buongiorno Presidente, allora, siamo qui al Vinitaly. Con Luca Rigotti, il presidente del comitato del settore vitivinicolo di Confcooperative Fedagripesca. Vai pure, Sveva. Buongiorno Presidente, siamo qui al Vinitaly in questa edizione del 2025, domenica 6 aprile, e se ci può dire qualcosa riguardo la demonizzazione del vino delle etichette. Sì, diciamo che questo discorso, questa tendenza di certe linee politiche a livello europeo è iniziata già alcuni anni fa. C'è in corso questa demonizzazione del vino come prodotto che fa male alla salute, una demonizzazione molto pesante rispetto anche all'economia del settore, rispetto alle attività, perché comunque il settore vino è un settore molto importante a livello di economia europea e ancora di più a livello nazionale, perché l'Italia è il maggior produttore europeo. Allora, noi sicuramente rispetto a questo non vogliamo fondare la nostra economia a scapito della salute delle persone, però dobbiamo
come produttori essere in prima fila per promuovere un'educazione del bere consapevole. Il vino è una bevanda che può essere consumata con moderazione, con consapevolezza, non in tutti i momenti della giornata. Il vino è un piacere, può essere un'emozione con l'accostamento con i pasti, però è una bevanda per la quale non si può abusare. Ecco, noi dovremmo essere in prima persona fautori di questa nuova cultura del bere consapevole e credo che con la consapevolezza e la moderazione ci possa stare anche il consumo del vino. Grazie mille, Presidente. Buongiorno, Presidente. Mi senti? Sì, ti sento Sveva, tutto a posto. Ecco, la cultura del bere con moderazione, molto bene anche l'intervento del presidente Rigotti e in una fiera che è il Vinitaly a maggior ragione è necessario sottolineare questo punto, anche e soprattutto in risposta al terrorismo psicologico che vogliono fare sul vino con le etichette. Ah, il vino vi fa venire il cancro, il vino vi fa morire, il vino qua, il vino là, il vino su e il vino giù. Molto bene, allora bella gente, sono le 18:27, abbiamo giusto il tempo per mandare un brevissimo qui Parlamento, signore e signori, Tilde Minasi, senatrice della Repubblica, il 2 aprile scorso sul ruolo dello Stato nell'economia. Vai pure Sveva. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, l'anno era il 1973 e questo era lui, sì, il moleggiato Adriano. Il 1973 è l'anno di tante truffe sul cibo, fu l'anno delle cosiddette sofisticazioni alimentari. Noi però parliamo di un altro tipo di avvelenamento, l'avvelenamento da amianto, avvelenamento che purtroppo continua ad ammazzare 5.000 italiani ogni anno. Tutto questo accade nel più ampio silenzio e in particolare la cosa più drammatica, e questa è la denuncia che fa Fabrizio Protti stasera ai nostri microfoni. Fabrizio Protti è il presidente dello Sportello Amianto Nazionale. Beh, il problema è che la burocrazia ministeriale, quella che dovrebbe avere il know-how per dire ai politici ragazzi, qui c'è da prendere queste determinate azioni e quindi preparare determinati provvedimenti legislativi per risolvere il problema, beh, a quanto pare la burocrazia ministeriale non è assolutamente o non sarebbe assolutamente preparata alla gestione dell'emergenza. Risultato? 350.000 tonnellate di smarino del terzo valico, perché sì, l'amianto si trova anche in natura quando si scavano le gallerie nelle montagne. Beh, tutto quello smarino noi non l'abbiamo saputo smaltire, l'hanno dovuto smaltire in Germania, altri soldi che vengono spesi per questo motivo. E poi parliamo di tutto l'Eternit che c'è nelle aree abbandonate, tutto l'Eternit che è ammonticchiato in depositi e non sappiamo cosa fare e la gente continua a morire. E però sembra quasi una storia per altri, e invece è una storia per noi. Sveva, vai pure. Tra l'altro, che lascia molto
molto perplessi. Cioè, pensate, l'equivalente del peso di 2 navi da crociera, cioè 350.000 tonnellate di rocce contenenti amianto che arrivano dritte dritte dagli scavi del Terzo Valico, quello appunto tra la Liguria e il Piemonte. Ecco, queste rocce sono state smaltite in Germania, quindi noi non abbiamo la possibilità di smaltirci le rocce con dentro l'amianto, anche perché l'amianto si trova naturalmente quando si scava, soprattutto alle profondità a cui si scava il Terzo Valico con le sue lunghe gallerie. Insomma, queste rocce noi non sappiamo come e dove smaltirle, ma la cosa ancora più grave è che questo tipo di rocce, ci sono dei depositi nel nostro paese di rocce che da tempo attendono di essere smaltite. Ecco, e che cosa fa lo Stato? Boh. E quindi cosa possiamo fare, Fabrizio? Intanto buonasera e bentornato. Buonasera a te Antonino e buonasera a tutti gli ascoltatori. Che cosa possiamo fare? Cercare di ristabilire coerenza, questa è una delle tante cose totalmente incoerenti nella gestione del rischio amianto in Italia, cioè questa mia dichiarazione che tu hai citato, che porta all'attenzione il problema delle terre rocce da scavo, non è una novità. I progetti del Terzo Valico, i progetti delle varianti autostradali, i progetti della TAV, sono progetti che sono in ipotesi da decine di anni e le indagini geotecniche riferite ai materiali che si sarebbero trovati sono all'attenzione degli enti da decine di anni, però mancando quello che era sancito nella 257 del 92, o meglio difettando quello che era sancito nella 257 del 92, cioè un reale coordinamento interforze, queste cose restano compartimentate. Cioè, mi spiego meglio, e questo è il fulcro, più delle 350.000 tonnellate che sono andate in Germania. La 257 del 92 diceva che i ministeri competenti dovevano coordinarsi per cercare di risolvere e anzi di gestire e poi se possibile di risolvere il problema dell'esposizione all'amianto in Italia. Nessuno ha mai dato driver di questa operazione al Ministero della Salute. Essendo però il Ministero della Salute un ministero estremamente coinvolto, perché l'amianto è un problema di salute, di amianto ci si muore, ok? Il Ministero della Salute si è arrogato, perché non c'è scritto in nessuna legge dello Stato dalla 257-92 in poi, il fatto di fare da driver, da traino alla regolamentazione rispetto alla gestione del rischio amianto. Hanno fatto bene per la loro parte, forse, perché la sorveglianza sanitaria non è molto chiara in tutte le regioni, non ci sono i protocolli di attivazione, però diciamo che per la loro parte, essendone competenti, hanno fatto quello che potevano e certamente potevano anche migliorare nelle performance in questi 33 anni. Ma immaginati la completa incapacità, chiamiamola nella maniera in cui dovrebbe essere chiamata, manageriale, di coordinare il problema con gli altri enti e l'arroganza di voler legiferare anche in ambito ambientale, anche in ambito lavoristico, anche in ambito economico e fiscale riferito all'amianto. Cioè è come se qualcuno si fosse inventato non solo epidemiologo e sanitario, ma anche esperto d'ambiente, esperto di fisco, esperto di lavoro, e abbia fatto il lavoro per tutti. Questo ha portato delle ricadute drastiche, tra cui queste cose, cioè mentre ci sono degli scienziati che per 33 anni hanno parlato probabilmente a vanvera, visti i risultati, e noi abbiamo dei problemi concreti sul territorio, cioè non abbiamo la gestione dei rifiuti non solo passati ma anche futuri, seppur c'erano tutti gli elementi per valutarlo. Quindi la coerenza di dire la salute faccia la sua parte,
ma la salute non è il driver. Il problema dell'amianto è di tutti i ministeri e è necessario ristabilire un tavolo interistituzionale tra i ministeri, guidato per competenze specifiche, che possa avere una visione d'insieme. Sarebbe il modo per risolvere questo tipo di problemi. Ecco, però stranamente questo non viene fatto. Ma perché? Perché in fondo l'amianto non porta voti, perché in fondo l'amianto è sempre un problema per altri. E poi un'altra cosa, l'immaginifico PNRR nulla ha disposto in tema di amianto? Allora, per la prima parte della tua domanda ci sono due articolazioni. In effetti il problema amianto è un problema che noi possiamo identificare in un ambito di priorità politica, diciamo così, come non prioritario, anche se, attenzione, dobbiamo ricordare che per amianto in Italia muoiono circa 5.000 persone all'anno certificate, circa 1.700 per malattie direttamente collegate, cioè che è il mesotelioma, e il resto per tumori polmonari facilmente riconducibili all'amianto, e per incidenti sul lavoro ne muoiono molto meno. Però, essendo un problema differito, perché questi 5.000 morti in statistica risalgono a esposizioni di almeno 20 anni fa, non è così efficace a livello politico occuparsi di amianto, è più efficace a livello politico occuparsi degli incidenti sul lavoro. Dopodiché il politico però fa il politico cerca di risolvere i problemi, il politico cerca anche alcuni tipi di politica, il sensazionalismo, ma di fatto quando fa l'amministratore della cosa pubblica si riferisce al suo parterre di funzionari esperti, ok? E quindi se il politico, per adottare una strategia di risoluzione, alla base ha dei funzionari deboli e incompetenti, non potrà mai fare azioni efficaci. E questi funzionari deboli e incompetenti, e ripeto, incompetenti, lo sono perché di fatto, proprio per quello che ti ho spiegato prima, se io sono un medico del lavoro, se io sono un giurista, se io sono un avvocato, potrò essere competente per quella mia parte, ma se io voglio fare il tuttologo, divento un cretino e faccio fare non solo al politico la figura del cretino, ma creo dei gravi danni allo Stato, perché evidentemente se dopo 33 anni abbiamo ancora 5.000 morti sul territorio e più di 100 miliardi spesi, vuole dire che il mio lavoro non è stato fatto bene. Ma io mi guardo bene dal mollare quello scettro, perché intanto che faccio parte delle commissioni per la gestione del rischio amianto da dipendente dello Stato, mi rivendo alle procure delle repubbliche come consulente per i processi di amianto e quindi, come dire, mi creo un conflitto di interessi pro domo mia che se io scendessi dal piedistallo delle commissioni amianto non avrei più l'opportunità di coltivare. Per cui è un giro perverso, quindi questo è quanto. Sul PNRR è la stessa identica cosa, cioè il PNRR di fatto ha partorito pochissimo rispetto al tema amianto e quel poco che ha partorito è stato partorito insieme ad alcune parti legate alle energie alternative. Ma lo ha partorito perché ci sono enti dello Stato, tra cui ad esempio il GSE, che hanno una competenza specifica, che hanno curato la loro parte per cercare di predisporre e favorire la transizione energetica e che vedendo coinvolto, e banalmente, la bonifica del tetto dei capannoni per poter fare degli impianti di energia alternativa, hanno in qualche modo indicato progetti che coinvolgono l'amianto. Ma dalla parte della reale gestione del rischio e dalla parte di quelli che dovevano essere gli enti competenti, nulla è stato partorito, ma perché c'è incompetenza. Quindi questi signori che continuano a filosofeggiare lasciano dietro di sé, oltre ai cadaveri veri,
anche cadaveri economici e sociali come le 350.000 tonnellate di materiale mandato in Germania, come i 3 milioni di tonnellate di detriti contaminati da amianto sotto soglia che non sanno essere gestiti, e come appunto le occasioni del PNRR che non sono state sfruttate. Insomma, diciamo che ancora una volta i ministri vanno e vengono, ma i burocrati restano in eterno. Quindi il vero problema nella cinghia di trasmissione tra il problema e la sua soluzione è che sostanzialmente non c'è uno che ne capisca per davvero. Assolutamente sì, corretto. Ti do una news, una chicca che è ancora una prova di questo. Qualche giorno fa è uscito, il 26 di marzo del 2025, è uscito un bando di Invitalia per l'acquisizione di mappe satellitari per l'analisi e la ricognizione rispetto all'amianto sulle superfici delle proprietà private. Invitalia è una stazione appaltante, quindi Invitalia fa qualcosa che qualcuno gli dice di fare. Questo bando si legge sui documenti che è coadiuvato dal MASE, quindi dal Ministero dello Sviluppo, dal Ministero dell'Ambiente, e questo bando appunto chiede l'acquisizione, quindi l'acquisto di mappe satellitari 50 centimetri pixel di risoluzione, quindi mappe commerciali, che poi devono essere lavorate per identificare l'amianto sui territori. Ebbene, noi abbiamo subito fatto una domanda di Invitalia e abbiamo anche rivolto la domanda al ministro per capire invece da parte sua chi è che ha fatto questo scandalo, perché ci sono due punti. Il primo punto è quello che le mappe satellitari non c'è da comprarle, perché enti come il Comando delle Forze Armate, come l'AGEA, il Servizio Territoriale Agricolo, come la Guardia di Finanza, come lo stesso Ministero dell'Interno le hanno. Quindi tu utilizza quelle che hai, non andare a comprare e quindi a spendere male i soldi dello Stato, perché sembrerebbe che tu vuoi favorire qualcuno. E in secondo luogo, nella definizione di questo bando, siccome l'oggetto è riconoscere l'amianto sul territorio, analizzando queste mappe, c'è scritto che il criterio di valutazione dell'amianto deve essere il migliore possibile. E questo che vuol dire? O io faccio un bando dove investo 2, 3, 5, 10 milioni di euro e dico: se Antonino Danna partecipa a questo bando mi deve restituire un'attendibilità del 99% con tetti identificati fino a 2 metri quadrati, o se tu scrivi su un bando: Antonino, mi raccomando, fai il meglio che puoi, come sto spendendo i soldi dello Stato? Appunto, c'è una bella differenza tra le due cose. C'è una gran bella differenza. Io vado e ti faccio 4 foto a pellicola. Ho fatto il meglio che potevo. Esatto. E poi però mi incasso 300 milioni di euro, quanto può essere. Esatto, e quindi il concetto qual è? Quello che dicevi tu: non mettiamoci la malafede, ma mettiamo il fatto che chi ha istruito questo bando, e sto parlando della parte tecnica, è incompetente. E attenzione, non mi riferisco a una persona specifica, mi sto riferendo al fatto che, siccome sto spendendo un euro dello Stato, prima di fare queste cose riunisco il tavolo interistituzionale, riunisco gli stakeholder che per competenza sanno come agire, ce ne sono tanti in Italia, riunisco i ministeri e dico al ministro dell'agricoltura: caro ministro Lollobrigida, tu le mappe ce le hai, non farmele comprare, di alla tua agenzia di darmele, e dico ai vari settori competenti quali sono i risultati che chi partecipa alla gara ci deve dare, e faccio coordinamento, faccio management per risolvere il problema. Qui ognuno va per la sua strada, tanto per fare qualcosa. Chiedo scusa, questa conversazione mi sta facendo veramente incazzare, perché qui stiamo raccontando uno scandalo. Cioè, questa cosa è una vergogna oltre che uno scandalo.
Ma cioè, tu mi sembri veramente il profeta che grida nel deserto, ma è possibile che nessuno in questo governo sia stato in grado di dirti: oh, senta, Protti, vediamo che cosa possiamo fare, organizziamo una cabina di regia, dia qualche spinta, qualche consiglio giusto? No, niente. Cioè, è mai possibile che non si riesca mai in Italia a trovare una soluzione a un problema? O la gente può continuare a crepare e disturbare di meno? E la soluzione migliore è la teoria dell'oblio, anche se è una soluzione fallimentare, perché di fatto noi ci dobbiamo rendere conto, come per le terre rocce da scavo, che è evidente che è un rifiuto che dobbiamo gestire, ma che creiamo per fare progresso, che il progresso va avanti. E quindi cosa significa? Noi abbiamo degli obblighi rispetto all'Europa, discutibili o non discutibili, che sono il rinnovo del patrimonio edilizio, e creare la teoria dell'oblio sull'amianto che cosa porterà? Soltanto altri morti, perché noi stiamo formando lavoratori e dirigenti di oggi e di domani che non sanno più che rischio stanno correndo, e quando andranno a ristrutturare le case di ieri si ammaleranno e moriranno. Quindi la teoria dell'oblio è una soluzione ma meschina. Per quanto riguarda questo governo, ti dico che l'attenzione c'è, nel senso che io ho interlocuzioni molto forti con il vice ministro Gava, Sì. con altri ministeri, per cercare di ristituire il tavolo interistituzionale amianto, di cui, attenzione, non chiedo di essere parte, sto soltanto dicendo: signori cari, questa cosa deve essere fatta, e deve essere fatta con professionisti di ogni competenza e di ogni settore dello Stato, possibilmente, visto che il problema, ahimè, che ci stanno lasciando i vecchi è molto lungo, che possano avere una visione d'insieme per almeno i prossimi 20 anni. Quindi non prendiamo professionisti di 65 anni prossimi alla pensione, prendiamo ragazzi che possano in qualche modo pianificare per il prossimo futuro, e sto cercando di andare in quella direzione. Di fatto le resistenze, e credimi, fortissime, con lettere, interrogazioni, accuse di speculazione nei confronti del privato lucratore, che sarebbe lo sportello amianto, come le associazioni delle vittime, che non lucrano ma difendono gli interessi dei poveri malati e dei poveri morti, vengono proprio da pensionati, strapensionati, che però ancora oggi sono dentro a qualche commissioncina con qualche gettone e che non vogliono perdere lo status quo. Mi auguro che questo governo, come sta dimostrando, e anche l'opposizione, abbia capito che chi ha sbagliato per 30 anni è giusto che si goda la sua pensione e che porti a fare la pipì al suo cane, e si pensi veramente a risolvere il problema. Che schifo si può dire? Si potrebbe dire anche di peggio. Limitiamoci a quello che hai detto tu, e l'hai detto tu, non io. Guarda, è l'unico commento che non tanto da giornalista quanto da comune cittadino mi posso trovare a fare dopo quello che tu mi racconti, perché torno a ripetere, qui non è che stiamo raccontando favole, qui stiamo raccontando di gente che muore dopo lunghe sofferenze, e muore sostanzialmente dimenticata, appunto, perché l'amianto, c'era una volta l'amianto, ora il problema non c'è più. E non è così. Cioè, lo vogliamo dire una volta per tutte a quelli che ci stanno ascoltando che il problema c'è ancora? Il problema c'è ancora. Attenzione, non creiamo panico. Il problema c'è ancora e c'è un rischio da gestire, ok? Io faccio sempre un parallelo, che da una parte, nella parte emozionale, può essere corretto, non è corretto però nella parte, come dire, strutturale della risoluzione. Il parallelo è che esistono le malattie sessualmente trasmissibili, sono un rischio di morte, ma questo non deve, come dire, condizionare i nostri giovani a godersi la vita nel migliore dei modi e a vivere la loro sessualità, gestendo il rischio, prendendo le dovute precauzioni. Quindi questo è il parallelo. Nello stesso modo l'amianto c'è, ahimè
non ce lo, a differenza magari del sesso, che ce lo andiamo a cercare per piacere, non ce lo siamo andati a cercare, però dobbiamo essere consapevoli che questo rischio c'è e dobbiamo imparare a gestirlo. E questa è la parte del cittadino, quindi non gridiamo alla catastrofe, cerchiamo di organizzarci. Per questo lo sportello amianto a disposizione dei cittadini in 4.000 comuni, cerchiamo di fare informazione, cerchiamo di fargli capire come agire, cerchiamo in qualche modo di essere sempre a disposizione per confortare e per aiutare. Sotto il punto di vista strutturale, invece, questo è un rischio palese. Fare finta di non vederlo è, ahimè, un delitto, e non è un delitto secondo me attribuibile alla politica, perché ripeto, il politico ha 1000 fronti da dover badare, ma è un problema legato appunto a chi come dire, per piccoli cabotaggi, interessi personali, tante volte soltanto ipertrofia dell'ego, perché si sente il maggiore esperto di questo mondo, cerca di tenere tutto nel suo ambito domestico, non pensando che sta facendo veramente male alla nazione. Ripeto, poi la politica seria c'è, ma è trasversale. Noi lavoriamo con esponenti del PD accorati, come possono essere Deborah Serracchiani, come possono essere altri. Lavoriamo con i 5 Stelle, con senatori del 5 Stelle, con il senatore Lorefice, lavoriamo con Fratelli d'Italia, con Enzo Amice, che è di Casale Monferrato e quindi ha nel cuore il problema perché l'ha vissuto in prima persona, e con moltissimi altri, con la Presidenza del Consiglio e con i ministeri. Quindi la politica c'è. Purtroppo però Fabrizio Protti, come Antonino Danna, non è nessuno, seppur come dici tu io potrei sembrare il profeta, per cui accade che questi signori si devono poi confrontare con i loro burocrati. E lì, ahimè, è quello che hai detto tu prima. E vabbè, noi continueremo a raccontare questa storia e secondo me qualche cosa, a furia di raccontarla, dovrà per forza cambiare. Che ne dici? Assolutamente, io ti ringrazio veramente per l'attenzione che tu da tempo stai Figurati. mettendo a questo problema. Figurati, altrimenti racconteremmo che cosa ho mangiato io ieri sera a cena, ma credo ci siano cose molto più importanti e interessanti a raccontare, se no il programma lo chiudiamo, a che serve? Quindi grazie a te del tuo tempo e grazie a te della lotta che stai conducendo. Noi siamo qua e ci racconterai il prosieguo di tutto questo, va bene? Perfetto, sempre a disposizione. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 19, 2 minuti e 4 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Questo era Nanni Svampa, verrà quel dì di lune del 1970, pezzo che ci introduce alla grande città con Carla De Bernardi. Prima di arrivare però a Carla, Celeste Vichi, che voi conoscete tutti, la presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele, mi ha mandato questo comunicato stampa e io ve lo voglio leggere perché sono convinto di una cosa: per essere dalla parte di Israele non importa né essere ebreo né tantomeno condividere o meno determinate posizioni politiche. State a sentire cosa ha detto la nostra Celeste. L'Unione delle Associazioni Italia-Israele, UAI, e l'Associazione Fiorentina Amici di Israele manifestano la più completa solidarietà nei confronti di Marco Carrai, vittima di un ennesimo attacco da parte di alcuni consiglieri comunali fiorentini e persino un sindaco, oltre alle consuete associazioni pro-palestinesi che ne hanno richiesto la revoca da presidente della Fondazione Mayer. Troviamo disgustosa, afferma Celeste Vichi, presidente UAI, la lettera inviata al presidente Gianni, la quale chiede la rimozione di Carrai solo perché è console onorario di Israele, che i firmatari accusano di ogni male riguardo a quanto sta accadendo a Gaza. Siamo di fronte invece, dichiara Kishore Bombaci, presidente Associazione Fiorentina, a una vera e propria persecuzione personale contro Carrai, innanzi alla quale ci siamo sempre opposti perché ingiusta e priva di ogni fondamento dal punto di vista politico. Siamo obiettivamente stanchi, affermano Vichi e Bombaci, della propaganda di chi non ha mai detto una parola contro i terroristi di Hamas e dei loro fiancheggiatori, e che invece si nutrono di propaganda politica dal marcato sapore antisemita, sotto le mentite spoglie di antisionismo, fondata su circostanze, fatti e dati falsi e più volte smentiti, la cui provenienza peraltro è sempre rinvenibile proprio nella suddetta organizzazione terroristica. La Fondazione Mayer, continua Bombaci, è stata finora guidata con capacità e competenza da Marco Carrai e non v'è motivo alcuno di una sua revoca, tantomeno per le motivazioni addotte dai firmatari della lettera, che denotano appunto una forma di antisemitismo ad personam che troviamo vergognoso, oltre che del tutto fuori contesto rispetto ai parametri in virtù dei quali dovrebbe essere valutata l'opera di Carrai in fondazione. Proprio quest'ultimo aspetto, conclude Celeste Vichi, dimostra la faziosità ideologica di alcuni soggetti politici e non del territorio, che probabilmente vanno solo in cerca di una propria visibilità senza avere la minima cognizione dei fatti di Gaza o, peggio, deliberatamente strumentalizzando un conflitto terribile originato dal massacro del 7 ottobre che queste persone non citano mai. L'Unione delle Associazioni Italia-Israele e l'Associazione Fiorentina Amici di Israele, nel ribadire massimo sostegno a Marco Carrai, si rivolgono dunque al presidente Gianni affinché non dia seguito a una richiesta assurda, faziosa e che si rivela assai grave in un contesto nazionale di montante antisemitismo. Vi leggo questo comunicato per dirvi come ragiona certa gente che non è della nostra parrocchia e che addirittura pretende il licenziamento della gente semplicemente perché si professa a favore di Israele o peggio ancora ne è console onorario. Non ho parole. Va bene, veniamo adesso ancora un paio di minuti, diamo un'occhiatina alle agenzie di questa sera. L'ANSA, l'Europa brucia oltre 683 miliardi di euro, Trump minaccia la Cina, un 50% di dazi in più. Il presidente USA, negoziati con tutti tranne che con Pechino. Von der Leyen, offerta agli Stati Uniti tariffe zero sui beni industriali. Berlino, negoziare da soli non giova a nulla. Ancora, la risposta europea, Tajani, primi dazi dell'UE dal 15 di aprile, Sefcovic, la lista stasera, impossibile il rinvio. Il whisky USA è fuori dalla lista dei controdazi UE. La madre di Samson, a proposito del femminicidio di Ilaria Sula, la madre di Samson è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Addio a Ilaria. Il papà era una ragazza d'oro, lui marcisca in cella. Infine la visita dei reali inglesi, Sua Maestà Re Carlo III e la regina Camilla, che Dio li salvi, sono arrivati finalmente
a Roma. Bene, sono le 19.07, a questo punto io cedo volentieri la parola a Carla De Bernardi per La Grande Città, un bellissimo video, un po' lungo, devo dire la verità, però ne vale la pena. Buona visione e noi ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci saluteremo poi con i Panda Notturno 1978. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Sera Carla De Bernardi è con noi per La Grande Città. Io la ringrazio per la sua consueta cortesia e disponibilità. Carla, allora, questa sera di che cosa parliamo? Allora, questa sera vorrei, ti dicevo che intanto dovremmo ricordare il 6 aprile 2009, Sì. perché c'è stato il terremoto dell'Aquila, che secondo me è una cosa che comunque è bene che non dimentichiamo. Certo. E invece noi parleremo dell'attentato al re Vittorio Emanuele III, che venne fatto il 12 aprile del 1928, Sì. 12 aprile 28, in piazza Giulio Cesare, che è quella piazza che c'è ancora, è una piazza stupenda, che era l'ingresso della fiera campionaria. Sì. Ti ricordi che un tempo la fiera campionaria si inaugurava sempre in aprile? Mio papà mi ci portava, raccoglievamo tutti i Deplian e la fiera campionaria adesso non è più lì, ma aveva questi bellissimi cancelli, queste bellissime costruzioni Liberty, qualcuna ne è rimasta. E la piazza è molto bella, c'è una fontana che si chiama la Fontana delle Quattro Stagioni, che ha appunto le 4 stagioni in marmo, che sono delle statue fatte da un artista che io conosco molto bene perché ha fatto tante cose a Milano e ha fatto anche tante cose al Monumentale, si chiama Eros Pellini. E quindi Eros Pellini ha fatto queste 4 statue che rappresentano come Vivaldi le 4 stagioni, e c'è questa grande fontana con degli obelischi, con delle sfere, immagino che risalga appunto agli anni 20-30, ed è veramente una fontana bellissima. L'altro giorno l'ho vista chiusa, come si dice, spenta e senza acqua. Spero che non sia una cosa definitiva, perché ha dei getti d'acqua giganteschi che di sera sono illuminati, e l'altro giorno vedendola senza acqua mi sono detta: non sarà una delle trovate dell'amministrazione milanese togliere l'acqua a questa bellissima fontana, anche perché sai che noi siamo sull'acqua, Milano è costruita sull'acqua, Milano era un porto. E quando io ho chiesto non mi ricordo a chi, ma insomma, a un responsabile dell'acquedotto perché non si chiudono le fontanelle, le vedovelle, lui mi ha detto: non è necessario, perché noi siamo sull'acqua e quindi continuiamo a riciclare acqua, quindi quell'acqua non va perduta, e in più le fontanelle, ossigenando l'acqua, contribuiscono alla qualità dell'acqua. Adesso te l'ho fatto un po' semplice, Sì. ma insomma, per capirci. Tra l'altro qualche giorno fa era proprio la giornata mondiale dell'acqua. Ecco, poi dopo che abbiamo parlato della strage ti parlerò del depuratore di Nosedo. Molto bello. Che è una bellissima opera che aveva fatto il sindaco Albertini, e che depura una quantità di acque reflue enorme che vengono dalla zona ovest di Milano, direi no, est, quindi da Porta Romana, per capirci, perché poi, sai, Nosedo è San Donato, verso sud-est, direi. Sì. Ed è una bellissima costruzione. Poi parliamo anche del depuratore di Nosedo. Se nel frattempo magari trovi una foto sul web, perché io foto del depuratore di Nosedo non ne ho. Allora, il 12 aprile cosa succede? Deve arrivare il re
per inaugurare la fiera. E c'è una grande folla ovviamente, no? Il piazzale è strapieno e il re però, per fortuna, arriva tardi, perché il suo treno, viaggiava in treno il re, il treno reale, il treno fa tardi e quindi lui non muore durante l'attentato, ma muoiono parecchie altre persone. Muoiono, Sì. per esempio, lo vedi nella foto, questa Natalina Ravera, ne muoiono 14, poi altre 6 moriranno nei giorni successivi e poi ci sono circa 80 feriti. Tra i morti c'è Natalina Ravera, che era la moglie del macellaio, di un macellaio, e questo monumento fatto da Adolfo Wild, che è un grandissimo artista che a Milano ha fatto tante cose, poi se mai accendiamo anche a cosa ha fatto Wild a Milano perché merita. La Natalina Ravera muore, con lei muoiono i nipotini, che erano i fratellini Rosina e Gianluigi, di 8 e 5 anni, e poi muore anche il bambinello, il figlio di 3 anni. Non so se si riesce a vedere nella foto, vedi che c'è un bambino Sì, dove c'è eccolo. quella specie di nastro, c'è un bambino più grande, quel bambino lì nella foto intera è in piedi, e poi c'è una più piccolina sulla destra e un bebè sulla sinistra. La Natalina Ravera, fatta da Wild, che la fa prima in marmo e poi per il cimitero la fa in bronzo, è sotto un arco, il quale arco rappresenta il passaggio tra la vita e la morte. Lei era molto giovane e da sera cosa si capisce anche, perché gli artisti seminano degli indizi che ti permettono di trovare, di avere delle spiegazioni. Le treccine che lei ha, Sì. vedi che ha delle treccine fini fini, sono simbolo di gioventù e di purezza, quindi questa era ancora una ragazza quando muore, con il suo bambinetto di 3 anni e i suoi nipotini. E quindi niente, muoiono tutti e 4. Lei era la moglie del macellaio Ravera e infatti questo monumento, non so se l'ho appena detto, l'ho solo pensato, è fatto proprio dalla corporazione, pagato dalla corporazione dei macellai, corporazione fascista. Poi muore anche una ragazzina che si chiamava Lina Bensussan, che aveva 13 anni, che anche quella è sepolta al Monumentale, però nel reparto ebraico del Monumentale. Insomma, muoiono, ti ho detto, quante persone ti ho detto che sono morte? 14, Pare quante ne ho 14, dette? sì. 14, esatto. E quindi poi ci sono altri nomi, vabbè, Noemi Casali, Giovanni Cerizza, Filippo Pezzenati, Paolo Reina, Costante Sconti, Alfonsina Tarantini, insomma, muoiono in tanti. Poi anche 2 alpini del quinto reggimento, un ragazzino undicenne, un milite, insomma 20 morti, feriti gravissimi. Questo attentato al re viene imputato ai comunisti, Sì. agli anarchici. Non si sa, non si è mai saputo esattamente chi l'abbia fatto, però durante le indagini viene fuori una testimone, una tale, come si chiamava, una cameriera che si chiamava Dalgisa Valesi. La Dalgisa dice che riconosce questo attentatore, gli fanno vedere la fotografia, immagino. Questo qui era il fratello di Ignazio Silone, si chiamava Romolo Tranquilli e viene accusato dell'attentato perché lo trovano con una mappa che per gli inquirenti riproduce Piazza Giulio Cesare. Invece in realtà non è vero, rappresentava la piazza di Como, ma questo ci fa capire come volessero chiudere le indagini in 448, cioè volevano a tutti i costi dei colpevoli, quindi non hanno fatto delle indagini accurate. Questo l'abbiamo visto anche in altre occasioni, no, in Italia. Certo. E decidono che Romolo Tranquilli è l'ufficiale di collegamento tra il gruppo comunista che ha fatto l'attentato e l'ambiente internazionale degli esuli, e vogliono a tutti i costi un colpevole perché vogliono chiudere l'inchiesta e con rito direttissimo, a porte chiuse, vengono decretati i colpevoli questi qui. Romolo Tranquilli, se non ricordo male, venne picchiato
e gli fecero delle lesioni così gravi che morì ai polmoni, di lesioni ai polmoni picchiando, che morì tempo dopo, cioè lo resero invalido. Il re, come ti dicevo, si salvò e lo stesso giorno, nel pomeriggio, inaugurò l'Istituto dei Tumori. Sì. L'Istituto dei Tumori che lo volle fortemente Luigi Mangiagalli. Di Mangiagalli abbiamo già parlato, perché Mangiagalli è quello che ne abbiamo parlato a proposito del mio libro sui quartieri annessi a Milano, comuni annessi a Milano e diventati quartieri, perché Mangiagalli fu l'artefice di questa annessione di questi comuni e li annesse per ingrandire Milano, perché Milano aveva bisogno di terreno per costruire palazzi, costruire case, costruire quartieri nuovi, perché c'era stata la prima ondata di immigrazione post-bellica dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi erano arrivate un sacco di famiglie dal sud e servivano terreni per costruire. E quindi serviva anche che gli abitanti di quei comuni che pagavano le tasse al loro comune le pagassero invece a Milano. E quindi questa annessione avviene appunto per guadagnare spazio edificabile e per avere un aumento delle entrate fiscali. È così che nasce la Grande Milano, perché tu sai, l'abbiamo detto tante volte, ma forse vale la pena di ricordarlo, che Milano, a parte che Milano è piccola ed è rimasta piccola, ma Milano aveva una parte storica chiusa dalle mura che non ci sono più perché sono state abbattute nel 29, ce ne sono solo dei frammenti qua e là, e quando hanno abbattuto queste mura per ingrandire la città hanno aggregato a Milano a fine 800 i cosiddetti corpi santi, e cioè tutta la parte rurale intorno alle mura. Dopodiché Mangiagalli nel 23 ha aggregato la parte ancora più esterna, quindi i corpi santi si chiamava Comune dei Corpi Santi ed era proprio tutta la fascia agricola intorno alle mura. Sì. Tra l'altro gli austriaci non avevano voluto annetterla perché temevano che Milano diventasse troppo grande e facesse concorrenza a Vienna, mentre Napoleone li aveva annessi perché voleva invece che Milano diventasse grande come Parigi. Quindi ci sono state tutta una serie di andirivieni. Finalmente nel 23 vengono aggregati definitivamente e comincia la Grande Milano, cioè la Milano che conosciamo oggi comprende questi quartieri, questi ex comuni, quindi Affori, Musocco, Baggio, tutti quei quartieri di cui abbiamo tante volte parlato. E nel pomeriggio di quel giorno il re e Mangiagalli vanno a Città Studi e inaugurano l'Istituto dei Tumori. L'Istituto dei Tumori inizialmente era solo femminile, era solo ginecologico. Poi aprono anche un reparto maschile quasi subito, però aveva sala operatoria, aveva radiologia, insomma, era attrezzato già in maniera molto, molto scientifica. E il 1° maggio del 28, quindi pochi giorni dopo la strage, entrarono le prime pazienti, 32 pazienti, erano tutte di sesso femminile. Le suore che si occupavano delle corsie e della gestione delle corsie appartenevano all'ordine di Nostra Signora della Neve. Pensa che bel nome, non ho mai saputo che esistessero queste suore. E all'inizio erano in 3, c'era una superiora che si chiamava Suor Melania, c'erano 2 di servizio, una si chiamava Maria Bambina Ferri, poi c'erano Teresa Elena Lorenzi, Maria Pezzotta, insomma ci sono anche i nomi di queste, perché c'è una scrittrice di Milano, che non mi ricordo come si chiama, ma ha preso anche l'Ambrogino d'Oro, che ha scritto tutte queste cose e io le ho prese da lei. Mi piacerebbe citarla, però in questo momento, però lasciami vedere, perché c'è nella bibliografia della storia di Milano, credo di averla messa. Lei è una scrittrice vivente, è molto anziana, però è vivente, e ti dico, ho preso appunto l'Ambrogino d'Oro. Vediamo se nella bibliografia lo trovo, perché bibliografia
scusa, perché ci tengo a citarla. Non ti preoccupare. Bibliografia, eccola qua. Da, 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 da. Naturalmente nella bibliografia ci sono Ferrante, Giovanna Ferrante. La citiamo Bene. perché ha scritto tantissimo su Milano, tanto da meritarsi l'Ambrogino, cosa che io non ho meritato. Giovanna Ferrante scrive proprio i nomi, no? Quindi Suor Rosaria, Suor Stefanina, Suor Melania, le infermiere, Maria Bambina Ferri, ripeto, Teresa Elisa Lorenzi, Maria Pezzotta. I primi infermieri, ci ricorda lei, si chiamavano Portapane, Viganò e Tagliabue. Quindi lei aveva fatto una ricerca veramente notevole. Io ho preso la notizia da lei e quindi le sono debitrice. E quindi al mattino c'è questa strage terrificante e al pomeriggio c'è invece l'apertura di questa cosa che resta poi una delle eccellenze milanesi, no? Insieme alla clinica Mangiagalli ginecologica e alla clinica De Marchi e alla clinica del lavoro Luigi Devoto, che sono state tutte fondate da Mangiagalli. Anche questo credo di averlo già detto, ma lo ripetiamo perché io poi vedo che tante cose che sento non me le ricordo e quindi se me le ripetono mi fanno anche un favore. Mangiagalli, oltre a tutti questi, fondò anche l'Università Statale. Quindi Certo. fu uno che veramente non si risparmiò, perché tra statali, istituto dei tumori, con gli altri istituti clinici di perfezionamento, era veramente un personaggio. Infatti era detto l'uomo senza requie, lui era Eccolo ginecologo. qua. Ed è stato l'ultimo sindaco milanese prima dei Podestà, perché poi quando lui è andato a casa si è insediato il primo Podestà. Il 3 luglio il povero Mangiagalli morì di infarto, era un pranzo al Rotary, credo, Sì. e stava parlando dell'istituto dei tumori e gli è venuto un infarto ed è morto così, povero Mangiagalli. Però insomma non era proprio non è morto in culla perché era abbastanza anziano, però è un personaggio a cui Milano deve tantissimo. Cioè, Certo. sono sai, Milano ha una tradizione di filantropia e di mecenatismo veramente notevole. Cioè, sono state fondate scuole come l'Umanitaria, università, ospedali, ed è sempre stato dovuto alla volontà di filantropi e mecenati. Il primo di tutti fu Francesco Sforza, il quale fondò l'istituto, come si chiama? L'ospedale policlinico, no? L'ospedale policlinico, che si chiamava Cagranda, fu fondato da Francesco Sforza ed è stato il primo ospedale di cura, perché prima gli ospedali, a parte i lazzaretti delle pesti, ma gli ospedali erano luoghi dove si andava praticamente, erano degli ospizi, non Sì. erano dei luoghi di cura. Il primo ospedale di cura milanese fu la Cagranda, che aveva poi come si dice, delle caratteristiche molto, molto all'avanguardia per l'epoca. Fai conto che siamo alla fine del 400. C'erano le coperte nei letti, c'erano i comodini, tutti i giorni venivano lavati i pavimenti, i pazienti quando arrivavano gli tagliavano i capelli, glieli lavavano, gli davano delle camicie da notte, quindi erano veramente trattati con i guanti. Se pensi appunto che stiamo parlando di 6 secoli fa, Direi. sì. E niente, quindi quell'aprile del 27, e noi siamo in aprile ed è per quello che ne parliamo, fu funesto al mattino con la strage di Piazza Giulio Cesare e invece il pomeriggio la giornata si riscattò con l'apertura dell'Istituto dei Tumori. E adesso credo che ci siamo detti tutto. No, Eh, ho trovato la Ecco foto, qua, eccolo qua. eccolo qua. Allora, il Tratto dal sito di depuratore di Veolia. Noseto, Il depuratore Nosedo, sì. il depuratore Nosedo è un depuratore che ha voluto Mangiagalli, sì, Mangiagalli, adesso fa tutto Mangiagalli. Aspetta, a Grande Milano, perché vado a cercarmi, eccolo qua, vado a cercarmi le... aspetta, dove diavolo è?
Volevo dirti esattamente qualcosa di tecnico sul depuratore, dirti l'anno e quelle robe lì. Eccolo qua, la Grande Milano, eccolo qua. Dove sei? Allora, Grande Milano, orco cane, dove è finita? Eccola qua. Allora, cerchiamo Nosedo, perché Nosedo è un quartiere praticamente a San Donato, Sì. no? E che quello fu aggregato a Milano nel 1870, insieme a Rogoredo e la zona di San Donato, dove adesso vorrebbero fare, sai, il nuovo stadio. La località si chiama Nosedo perché, da Nocetum, perché sembra che lì fossero stati piantati degli alberi di noci, perché sai che Sì. i toponimi sono sempre legati alle torri, tipo Turro, qui Nocetum. E tra l'altro lì c'è una chiesetta deliziosa che è la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, e c'è una cooperativa sociale, la cooperativa, ne avevamo già accennato l'altra volta, la cooperativa di Noceto, ma come si chiama? Il depuratore fu voluto depuratore, eccoci qua, dal sindaco Albertini, e è uno dei depuratori di Milano importanti. È stato fatto dall'architetto, non Stefano era il fratello che era il mio amico, architetto Braghieri, Gianni Braghieri, e l'ha fatto con un criterio molto interessante, perché essendo una zona agricola, siamo nel Parco della Vettabbia, per capirci, Sì. che è quello che arriva a Chiaravalle, partendo da Rogoredo attraversi prima il Parco Cassinis, poi attraversi via San Dionigi, c'è il Parco della Vettabbia. Se vai verso destra vai appunto a Nosedo e torni a Milano, se vai verso sinistra vai all'Abbazia di Chiaravalle. E l'architetto Braghieri ha rispettato le caratteristiche agricole della zona, perché ha costruito intanto con i mattoni l'edificio principale, e poi l'edificio principale l'ha fatto isolato come era nei tempi antichi la cascina principale, la cascina padronale, chiamiamola così, e poi ha fatto tutte delle strutture più piccole che erano poi i rustici nei tempi passati, no? C'era una Sì. grande cascina padronale e poi c'erano gli annessi. Ecco, lui ha fatto la stessa identica cosa e quindi ha voluto rispettare sia nei materiali, quindi utilizzando laterizio, utilizzando mattoni a vista, ha voluto ricreare un qualcosa che pur moderno e pur dedicato a qualcosa di importante come la depurazione delle acque, aveva le stesse caratteristiche strutturali e costitutive delle vecchie cascine agricole. Quindi secondo me è stata una cosa molto, molto acuta questa, cioè far rivivere invece di fare una roba moderna piazzata lì a caso, no? Come succede delle volte che tirano giù delle cose importanti e poi le sostituiscono con delle robe che non ci azzeccano. In questo caso lui ha preferito mantenere una struttura storica, chiamiamola così, e quindi ha fatto un ottimo lavoro. Molto Però bene. perché io non trovo, aspetta, trova e poi non c'è il trova. Allora, non riesco a trovare il trova. No, aspetta, allora dammi un secondo che arrivo da te. Sì. No, perché non pensavo di parlare di Nosedo, hai capito? E quindi non mi sono preparata su Nosedo. Non ti Volevo dirti preoccupare. qualcosa di più tecnico. La storia di Milano New. Eccolo qua, ho trovato il documento. Allora, Dici un po' di ammesso che sia Nosedo.
Niente, mi dice che non c'è neanche qua, ma guarda che strano. Allora, prendo il libro, si fa prima così a prendere il libro. Si fa prima a prendere il libro invece che cercarlo sul web. Chiaravalle, siamo a Chiaravalle, eh? Ecco, eccolo qua. Allora, ho trovato, vedi, facevo prima a cercarlo qua. Allora, dove sei? Tu Sono dove sempre sei? Ah qui. sì, vedo il depuratore. Allora, Sì. voluto dal sindaco Albertini, raccoglie acque reflue che provengono appunto dalla zona centro-orientale della città. Io avevo detto sud-orientale, invece centro-orientale, e depura 150 milioni di metri cubi all'anno d'acqua. Però 150 milioni di metri cubi che vengono distribuite a tutte le fattorie lì intorno, a 90 fattorie che producono essenzialmente mais, cereali, riso. Ecco, l'architetto Braghieri, ti leggo proprio il brano del mio libro, ha progettato l'impianto nel rispetto del contesto, con l'uso del cotto delle cascine intorno, le travi a vista e altri elementi decorativi che richiamano l'antichità rurale. L'edificio di rappresentanza è stato isolato, come avveniva in tempo in campagna per la villa padronale rispetto ai fabbricati agricoli. Il 22 marzo si celebra, e l'hanno fatto anche quest'anno, non ne abbiamo parlato, la giornata internazionale dell'acqua, e quindi il depuratore viene aperto, si può andarlo a visitare, in realtà si può andarlo a visitare anche in altri giorni. Mi sembra un giorno alla settimana dalle 9 alle 11. Io volevo portare un gruppo a visitarlo, ma non sono ancora riuscita a organizzarlo. Ed è molto bello perché poi si può andare da Rogoredo, dalla metropolitana o da Piazza Corvetto, si attraversa appunto il Parco Cassini, se si attraversa via San Dionigi, si arriva al Parco della Vettabbia e si trova il depuratore. Tra l'altro, voglio dire anche un'altra cosa, io ho una cara amica che si chiama Alessandra Kusterman, con cui ho studiato medicina quando eravamo giovani. Poi io non ho più fatto medicina, al quarto anno ho lasciato lì perché non era la mia strada, e invece Alessandra Kusterman ha continuato e ha fatto una carriera brillantissima fino ad arrivare a essere primario della della Mangiagalli, Mangiagalli, sì. ginecologa. E per tornare appunto anche alla Mangiagalli, lei ha fondato il centro antiviolenza della Mangiagalli e adesso ha preso proprio in via San Dionigi, si è fatta, non so se con un bando, non so come ha fatto a farlo, non gliel'ho chiesto, sta facendo in una vecchia cascina che sta ristrutturando, che ha già in buona parte ristrutturato, un centro per accogliere le donne appunto che hanno dei problemi di violenza domestica e per accogliere quei loro bambini. E quindi credo che lì faranno anche un ristorante, faranno anche delle attività collaterali per sostenere economicamente questa struttura. So che ha ricevuto una donazione dall'America, credo di $100.000. Se ho capito bene, da Diane von Fürstenberg, che è una ricchissima signora americana che produce cosmetici, e credo che sia proprio lei che le ha dato questa donazione, che però è una goccia del mare, perché puoi immaginare cosa può voler dire fare da una cascina fatiscente, rifare una struttura funzionale che serve appunto per dare ospitalità a queste donne, e non è ovviamente un'ospitalità a pagamento, no? E quindi non so come lei abbia strutturato tutta la vicenda sotto il profilo appunto dei finanziamenti, dei bandi, eccetera, però è una cosa molto, come dire, molto importante e che si colloca proprio nel solco di quello che lei ha fatto quando ha aperto alla Mangiagalli il centro antiviolenza, per cui le donne che subivano violenza in famiglia e che avevano poi magari appunto dei problemi ginecologici possono tuttora rivolgersi al centro antiviolenza. Tra l'altro voglio anche dire che a Milano c'è anche la culla per depositare i bambini che non vuoi tenere, che è un'usanza antichissima, cioè la culla per i neonati, dove abbandonare i neonati è una cosa che risale a svariati secoli fa.
ed è stata ripristinata a Milano, credo da non tantissimi anni. Aspetta, anche quella forse riusciamo a trovare una notizia sul web, il nostro caro web. Proviamo a mettere culla, c'è un nome proprio, culla della vita, se non sbaglio. Culla della vita. Aspetta. Alla Culla Mangiagalli. Sì, esatto, sempre, ecco, Culla per esattamente la qua. vita, per la precisione. Culla Eccolo per qua. la vita, esattamente, che consente alle mamme di lasciare i bambini neonati e non fare quello che fanno delle volte certe madri dissennate che li abbandonano nei cassonetti. È una culla termica dietro una saracinesca, tu metti lì il bebè e naturalmente scatta un allarme nell'ospedale, gli operatori sanitari si precipitano a prendere il bebè e il neonato viene salvato. Certo. Per cui questa culla per la vita viene veramente da lontano, guarda, viene dall'800, credo, forse anche da prima. Anche prima, erano le ruote degli esposti. Ecco, le ruote degli esposti, bravissimo, vedi? Ruote degli esposti che tra l'altro, ruote degli esposti, eccola qua, una struttura per accogliere i neonati abbandonati, la storia, quando è che comincia? Addirittura da Costantino. Addirittura il primo ricovero, lo xenodofio per neonati abbandonati, 787, istituito dall'arciprete Dateo. E infatti tu sai che in piazzale Dateo c'era, credo che non funziona più ovviamente, ma c'era l'orfanotrofio. Certo. E tra l'altro c'era anche un bellissimo museo che raccontava tutta la storia dell'orfanotrofio. E quindi la ruota degli esposti è veramente, sì, cioè Milano a metà 800 assunse grande rilevanza perché tra il 1845 e il 1864 si chiamava per esteso Pia Casa degli Esposti e delle Partorienti in Santa Caterina alla Ruota. No, qua dice 4.263 trovatelli all'anno per un totale tra il 45 e il 64 di 85.000 bambini, il 30% dei bambini nati in città, perché le famiglie operaie non riuscivano a mantenerne più di 4-5 per volta e quindi li portavano lì, invece di non farli, che sarebbe stata una soluzione, però all'epoca non c'era ancora la pillola anticoncezionale No. e poi i cattolici, lo sappiamo, non hanno mai amato la contraccezione e dice che 85.000 bambini in 10 anni, no, in 20 anni. Mi sembra una cifra enorme. Comunque Carla. adesso la ruota è di nuovo in funzione. E mi sembra una cosa molto bella, perché chiunque può lasciare lì il suo bambino che poi viene adottato e quindi non fa la fine miserrima di certi bambini che vengono veramente massacrati da delle madri. Vabbè, lasciamo perdere quella lì che ha seppellito 2 bambini nel giardino. Abbiamo ancora un paio di minuti massimo. Cosa c'è su Inchè, la tua bellissima newsletter del Corriere? Di questa settimana c'è l'edicola Toscanini. Altro personaggio importantissimo per Milano, Toscanini, è lui che ricostruì la Scala nel 1946 e l'edicola Toscanini è molto bella. Vuoi che ti mandi una foto? La fai vedere a razzo oppure non ce la facciamo? Siamo un po' stretti col tempo. Costretti, perché è molto bella perché è una piccola edicola bianca con dei bassorilievi fatti da un artista che si chiama Leonardo Bistolfi, che sono dei bassorilievi tardo liberty, simbolisti, ci sono degli angeli, c'è la nave dei morti, c'è rappresentata la notte di Natale con i doni per il bambino piccolo Giorgio, perché viene fatta per il figlio primogenito di Toscanini che si chiamava Giorgio, che muore a 6 anni o a 5 anni quando il padre dirigeva un concerto a Buenos Aires.
Allora lui lo porta poi a Milano, dove chiede al suo amico Bistolfi, era molto amico di questo Bistolfi, di fare una tomba, un'edicola intesa come una cappella. Si chiamano edicole, non cappelle, ma insomma ha la forma a parallelepipedo, con questi bellissimi bassorilievi. Sul retro ci sono i due genitori che piangono abbracciati, nudi, perché di fronte al dolore si è nudi, e ci sono i segni del bombardamento della notte del 13-14 agosto 43 a Milano, quando Milano fu rasa al suolo. E vedi come sempre, come tutte le volte che facciamo le nostre chiacchierate, come si incastrano tante storie, no? Perché il bombardamento di Milano non è stato come quello di Dresda, ma poco ci manca, perché gli alleati hanno voluto distruggere Milano scientificamente, perché la gente dicesse basta, non se ne può più. E quindi nella notte del 13-14 agosto è andata giù Brera, la Cagranda, e la Galleria, la Scala. La Scala fu l'ultimo obiettivo colpito. E Toscanini, con dei fondi americani, perché gli americani vollero che la prima cosa a essere ricostruita fosse la Scala, perché era il simbolo della rinascita della città. Quindi una cosa che io non sapevo è che dopo la guerra a Milano c'era un sindaco militare che era nominato dagli americani, e poi c'era il sindaco Greppi, che invece era stato nominato dall'amministrazione, non ancora eletto, verrà eletto qualche mese dopo. E quindi c'erano due sindaci, questo sindaco militare e il sindaco vero e proprio. E Greppi organizzò la ricostruzione della Scala, raccogliendo fondi anche tra le famiglie milanesi e lombarde, e tra cui i Bernocchi, come si chiama quell'altra, la Bonomi, l'Anna Bonomi Bolchini, che proprio misero lì un sacco di soldi loro privati, e Toscanini contribuì anche lui con tanti, tanti soldi. E la Scala rinacque in un attimo, perché il 16 maggio del 46, quindi 25 aprile 45, 26 maggio, 16 maggio 46, in un anno e qualche giorno la Scala è rinata. Tra l'altro, ultima cosa, e poi ti lascio andare, si dice che Toscanini, quando entrò nella Scala ricostruita, abbia fatto il gesto di battere le mani e abbia detto sì, l'acustica è la stessa, che non era vero. E sai perché non era vero? Il perché non era vero si scoprì. Lui non volle fare il guastafeste. Siccome la Scala era famosa per la sua acustica, lui disse che l'acustica era rimasta intatta con la ricostruzione, e fa appunto questo gesto. Ma non era così, perché le macerie erano state messe sotto il palcoscenico e sono state trovate quando nel 2000 la Scala è stata ristrutturata, perché dovevano fare tutto l'impianto antincendio e mettere tutte le poltroncine antincendio, eccetera, in tessuti ignifughi, e la Scala è stata spostata per qualche mese, non mi ricordo quanto, ma parecchio tempo, agli Arcimboldi, progettati da Gregotti alla Bicocca, che ancora adesso funzionano come teatro e come supporto della Scala, e la Scala venne chiusa. Quando sollevarono la platea, si scoprì che c'erano le macerie del bombardamento, e quindi si capì perché l'acustica non era più la stessa. Credo che adesso l'acustica sia stata ripristinata, perché le macerie sono state ovviamente tolte, e quindi si è tornati a quell'acustica che ha reso la Scala famosa nel mondo, insieme ad altri teatri, che non è l'unico teatro che ha un'acustica così fantastica, ma sicuramente è uno dei teatri con la migliore acustica al mondo. Molto bene. Allora, Carla, io ti ringrazio come sempre, ci ritroviamo lunedì prossimo. Ci ritroviamo lunedì prossimo? No, aspetta, è il 14? Sì. Ah, sì, ci ritroviamo lunedì prossimo. Sì, 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 sì. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a te. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Della gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.